Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, 21 e 23, 07 secondi, siamo con voi, siamo in diretta e sotto i riflettori un personaggio di spicco del panorama regionale. Saluto subito Simone Puksic, ben arrivato, buonasera al presidente di Insiel, un saluto a Eleonora Nocent, buonasera anche a te. Ecco, Puksic è un dirigente molto giovane che ha cominciato a fare carriera da molto giovane, lo ribadisco. Intanto come si trova in quel posto Puksic? Allora, mi trovo molto bene, è una bellissima esperienza. È stata un'esperienza, ormai sono quasi un anno e mezzo, 18 mesi circa, un'esperienza molto formativa, di crescita professionale e anche di grande impegno. Ed era necessario, direi, ad Insiel imprimere un cambiamento dinamico, quindi dinamismo, entusiasmo erano le cose che mancavano e le stiamo dando. Se l'aspettava questa nomina? No. Una sorpresa? Sì, è stata una sorpresa, è stata una sorpresa, una bellissima sorpresa. Mi ricordo ancora la sera che ho ricevuto la telefonata che mi proponeva questa cosa. E niente, sono rimasto un po' così, insomma, stranito, ho accettato subito e da lì poi è iniziata una grande avventura. Senta, questa è una trasmissione dove gli ospiti sono persone influenti, in positivo ovviamente, ma alle quali facciamo anche le domande che magari la gente che ci sta seguendo da casa in questo momento vorrebbe fare. Intanto dobbiamo dire che cos'è Insiel? Allora, non è semplice da spiegare perché, diciamo, negli ultimi anni non si è raccontata molto questa azienda. Insiel è la società di informatica della Regione Friuli Venezia Giulia, che è l'unico socio, quindi noi siamo partecipati totalmente da Friuli Venezia Giulia. È una società che fa servizi digitali per chi? Per l'ente regione, per tutti gli enti locali della pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia, per la sanità del Friuli Venezia Giulia. Noi essenzialmente facciamo due cose. La prima è quella di costruire una ramificata rete di telecomunicazioni pubblica in fibra ottica ad alta capacità di trasmissione, lunga oramai quasi 2200 km, sulla quale eroghiamo servizi digitali molto innovativi, come le dicevo, a regione, enti locali e sanità. Questo è essenzialmente quello che fa Insiel. È un'azienda che ha un giro d'affari di circa 100 milioni di euro, abbiamo al momento 660 persone impiegate. È un'azienda che 2 anni fa ha avviato un profondo programma di trasformazione e questo è quello che stiamo portando avanti. Senta Presidente, ma quando lei dice un profondo procedimento di trasformazione, significa che era una realtà un po' ferma? Che difetti aveva quando lei è arrivato? Allora... sia obiettivo però, Certo. Allora, ferma non direi. Insiel è sempre stata un'azienda che ha risposto ai molti servizi e prodotti che sviluppa e che eroga tutti i giorni. Diciamo che non si è mai preoccupata di raccontarsi al cittadino, non si è mai preoccupata di raccontarsi agli utenti, che sono poi i funzionari della pubblica amministrazione, piuttosto che il personale dell'ospedale che utilizza i nostri servizi, quindi non si è mai raccontata. E questo nel tempo, ovviamente, ha generato anche un malumore generale nei confronti di Insiel, che è stata sempre vista come, diciamocelo chiaramente, un carrozzone pubblico che costa tanto e fa poco. Nulla più lontano dalla verità. Insiel, diciamo, è allineata come costo alle altre società simili ad Insiel delle altre regioni. Ci sono 15 regioni in Italia che hanno una società come Insiel e fa moltissimo, moltissimi servizi, cose che molto spesso il cittadino non sa. E quindi oggi noi stiamo, ormai da 1 anno e mezzo, da 2 anni circa, raccontandole, il motivo per cui quando mi avete invitato in questa trasmissione ho accolto con interesse, insomma, la partecipazione proprio per poter raccontare al cittadino. Possiamo dire che in ogni caso Insiel condiziona la vita dei cittadini in positivo, qualche volta in negativo? Allora, direi che il 99% delle volte la condiziona in positivo. Lei è ottimista? No, sono molto realista. Il punto è questo, che di solito viene sempre raccontato quell'1% quando le cose non funzionano e non si racconta mai quel 99% di cose che invece funzionano. Quindi direi che sì, siamo parte della vita dei cittadini. E dirò di più, Insiel è l'unica società in Friuli Venezia Giulia che ha 1.200.000 clienti. Cioè noi siamo l'unica azienda del Friuli Venezia Giulia che, bene o male, in un anno impatta la vita di ogni singolo cittadino. Perché che lei vada all'anagrafe,
a registrare un atto piuttosto che a fare qualche tipo di operazione, che vada in ospedale a fare un certificato piuttosto che a prenotare una visita, che vada in regione a chiedere un documento, un duplicato di qualche tipo diciamo, di documento, lì c'è INSIEL, cioè il sistema informatico e il sistema di connettività internet che è alla base di tutti questi servizi che le ho detto è INSIEL e questo molto spesso non arriva. Ma funziona tutto? Funziona tutto la maggior parte delle volte. Come in ogni azienda può succedere che qualche cosa non funzioni. Abbiamo dei sistemi ovviamente che sono sistemi digitali, sono governati da persone, ogni tanto può succedere che qualcosa non funzioni, ma abbiamo delle squadre che di solito rispondono in tempi molto brevi. Senta, lei di recente ha assunto ha proceduto all'assunzione di 15 giovani. Qualche maligno potrebbe dire, ma 660 non sono un po' troppi? Dipende. È la stessa domanda che mi sono fatto io quando sono arrivato. Allora, lei sa bene che io, prima di questo incarico, mi occupavo di promuovere le aziende del digitale del Friuli Venezia Giulia, che erano proprio quelle che normalmente non parlano proprio bene di INSIEL, perché viene vista di solito come un problema, piuttosto che come una soluzione o come un attivatore di nuove possibilità. Per cui sono arrivato e mi hanno fatto la stessa domanda in molti, ma siete 700, una volta eravamo 700, non sono troppe 700 persone? Dipende da quanti servizi tu fai, dipende da che tipo di orizzonte hai davanti, dipende quanto vuoi crescere in termini di servizi al cittadino, dipende quanto queste 700 persone si danno da fare. Il piano di trasformazione di cui le parlavo prima è un piano che ovviamente prevede anche un ricambio generazionale. Cioè noi abbiamo un'azienda che negli ultimi 8 anni non ha mai assunto nessuno, quindi le assunzioni sono ferme da 8 anni, è stato diciamo, negoziato con il nostro socio Regione, a cui abbiamo presentato un piano industriale per questo triennio 2014-2017, un piano di ricambio generazionale che prevede 100 uscite dall'azienda tramite dei prepensionamenti che sono resi disponibili diciamo, e possibili dalla legge Fornero, e parallelamente prevede anche 50 nuove assunzioni. Non le nascondo che la normativa da questo punto di vista non ci aiuta, la normativa arriva sempre diciamo, all'ultimo e ti cambia le carte in tavola. È successo con la finanziaria verso la fine dell'anno, dovevamo assumere circa una ventina di persone, la normativa oggi ci impone di poterne assumere solamente 15. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, la Regione devo dire che ci ha, da questo punto di vista ha dato una grande mano, insomma, ci ha aiutato a perfezionare la procedura. Proprio oggi scadevano i termini per la consegna delle domande, noi stiamo cercando in questo momento 15 persone, tra cui una parte tecnici, una parte con un profilo diciamo, amministrativo, 2 persone, sono arrivate 250 domande e inizieranno adesso le procedure per selezionare queste persone. Puntiamo ad avere i migliori. Quindi l'obiettivo che in questo momento ha la direzione delle risorse umane di INSIEL è quello di portare a bordo questi 15 ragazzi, perché di ragazzi stiamo parlando, entro i 29 anni, entro la fine di giugno. Questo è il nostro obiettivo, quindi in tempi molto brevi. Lei dice diciamo. A bordo, è una realtà che vola? È una realtà che sta volando molto alto, è una realtà che vuole essere punto di riferimento nazionale nel panorama delle società in-house, quindi quelle come INSIEL, a livello nazionale. Vuole essere il trendsetter, vuole essere quello che detta la strada per tutti gli altri, quello che fa vedere un po' l'orizzonte, no? E devo dire che si può fare. Oggi in Friuli Venezia Giulia questa cosa si può fare. Senta, gli stessi servizi erogati da un ente privato costerebbero meno? Non penso, non penso. Sarebbero differenti. Noi scontiamo, diciamo, delle logiche legate alla pubblica amministrazione, per cui per esempio i tempi... Ma non le sta sulle scatole un po' la pubblica amministrazione? Non la pubblica amministrazione in sé, che in realtà è potenzialmente un driver molto importante per arrivare meglio al cittadino. Quello che mi sta sulle scatole è la burocrazia, quello sì. Le norme che sembrano fatte per fare in modo che tu non riesca a fare bene il tuo lavoro. Questo sì mi sta sulle scatole, però purtroppo dobbiamo prendere quello che abbiamo, no? Cioè si fa il pane con la farina che si ha, per cui questo è quello che abbiamo, lo governiamo al meglio e siamo convinti che lì si possa veramente fare innovazione. Però senza quella brutta roba che si chiama burocrazia lei potrebbe lavorare meglio e di più forse? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma che impedimenti avete? Mi faccia un esempio clamoroso che condiziona la vita di INSIEL. Ma come le ho detto, per esempio le assunzioni sono sicuramente qualcosa che in una società normale, privata... Elefantiache?
Nel momento in cui tu hai bisogno di una persona, un determinato profilo, che all'interno della tua organizzazione non hai, normalmente un'azienda privata lo prende dal mercato. Nel pubblico in questo momento non è possibile, perché le assunzioni sono bloccate, perché i costi sono chiaramente portati in riduzione, per cui la famosa spending review la devi onorare. Quindi ti trovi ad avere bisogno di alcune competenze. Proviamo a immaginare che questa qui è un'azienda di servizi digitali, per cui le competenze digitali negli ultimi 8 anni sono cambiate in un modo incredibile. Tu hai bisogno di acquisire queste competenze e non riesci a farlo perché ci sono dei cavilli che te lo impediscono, cosa che sicuramente nel mercato è molto più facile e quindi tendenzialmente le aziende che lavorano nel mercato di solito sono più dinamiche, perché hanno questo grado di flessibilità. Questo è un esempio. Un altro esempio potrebbe essere gli appalti pubblici. Nel momento in cui vogliamo rifornirci di qualsiasi tipo di bene o di servizio o di prodotto, mi viene mal di testa. Abbiamo una procedura di acquisto che non le racconto, insomma. Senta, quanto sangue vi ha fatto versare la spending review? Tanto, quantificandolo vuol dire 5 milioni quest'anno, 5 milioni l'anno scorso. Di tagli, di trasferimenti in meno che c'è stato chiesto, diciamo, di quindi tagliare. 5 quest'anno? 5 l'anno scorso. Ma cosa e 5 l'anno prima anche. Quindi 15 milioni in meno. In meno, ovviamente, viene richiesto all'azienda di essere più produttiva. Quindi devi efficientare, devi tagliare costi. Penso per esempio ai costi degli immobili, per esempio, oppure alle trasferte, oppure a tante altre cose che insomma vengono tagliate perché soldi non ce ne sono più, giustamente. Ce n'erano troppi prima. Sono stati anni diversi da quelli che stiamo vivendo adesso. E spesi male? Spesi. Lei non si sbilancia? Lei avrà le carte in mano. Non sarei qui se mi sbilanciassi troppo, diciamo. Ho capito. Bene, noi andiamo bisogna fare bene dove si è e guardare lontano, secondo me. Guardare avanti. Sempre. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco.